Sono passati 11 anni dall'approvazione del PAESC del Comune di Venezia, il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, e a chiederne l'aggiornamento il gruppo consigliere del Partito Democratico veneziano con una mozione presentata in Consiglio Comunale. Il Comune di Venezia deve realizzare ormai con una scadenza del 2022, quindi siamo in ritardo da un anno, il PAESC. Il PAESC è il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima. È una sorta di mappa delle azioni che deve fare un comune. Il Comune di Venezia deve farlo perché aderisce al patto dei sindaci, fatto con una delibera del 2020. L'ultimo piano, per intenderci, ha 11 anni, nel frattempo il mondo è totalmente cambiato. Questo piano dovrebbe identificare quali sono le azioni strategiche che servono per arrivare agli obiettivi condivisi con l'Unione Europea, e vuol dire la riduzione del 40% della CO2 entro il 2030 e l'azzeramento della CO2 entro il 2050. 4. Le principali proposte costruttive avanzate alla Giunta. Inserire la possibilità di un risparmio energetico su tutta l'edilizia del Comune di Venezia, sia per quanto riguarda gli uffici, palestre, strutture scolastiche, sia per la residenza, per gli ambiti residenziali. In questi anni, grazie sempre al Partito Democratico, è stato avanzato il super bonus su molte edilizia pubblica, ma questo non basta, perché inevitabilmente buona parte delle residenze pubblica non sarà beneficiata di questo elemento. Bisogna fare di più, così come sul tema della mobilità sostenibile e il tema delle comunità energetiche. E da ultimo proponiamo che venga istituito una specie di sportello energia, cioè un punto di riferimento per imprese e famiglie che devono affrontare il tema di come risparmiare da un punto di vista energetico, come ridurre la bolletta, e non sanno che strada fare.